questa singolare coincidenza tra medicina e letteratura. Del resto, anamnesi in medicina è la raccolta particolareggiata delle notizie del paziente. Nella filosofia neoplatonica la reminiscenza delle idee, l'atto massimo della conoscenza. Diceva un medico poeta, Enzo Iannacci, stare dove la vita è ridotta a un filo sottile è traumatico, ma può insegnare parecchie cose. Conoscere il dolore altrui o vedere lo sguardo di chi cerca nei tuoi occhi una speranza o un aiuto disperato è parte spesso indicibile, se non inenarrabile, dell'essere medico. Tutto questo oggi è mutato in maniera violenta. Marina Sozzi, filosofa e tanatologa, scrive: esiste in ogni cultura una gerarchia della gravità dei lutti, stabilita in funzione dell'importanza attribuita ad ogni relazione. Siamo naturalmente nell'ambito delle norme non scritte, anche non dette, che tuttavia condizionano gli individui. Ma il Covid ha stravolto anche le antiche consuetudini. Il dolore segue le leggi del cuore e questa pandemia ha introdotto regole inedite, improvvisi silenzi, ha alzato muri mai visti prima, generato ricordi strazianti, ferendo anche l'animo del medico, costringendolo a vivere una dimensione inedita. Il Covid ha inventato un tempo nuovo, una nuova esperienza, una nuova dimensione purtroppo sofferta, soprattutto nella prima fase da troppi ammalati, in una dolorosa separazione dagli affetti, in una solitudine devastante a cui medici e infermieri hanno tentato spesso di porre rimedio o intervenire per alleviare il peso di una tragica metamorfosi. Nella metamorfosi di Kafka, Gregorio Samsa, diventato uno scarafaggio e nella sua nuova dimensione separato dai suoi affetti, finirà per morire solo, incompreso, abbandonato. Mi scuso per l'immagine o il parallelo che può sembrare forte, ma penso che l'esperienza di questa nuova dimensione introdotta dal Covid, vissuta da tanti nostri medici e infermieri, sia stata ancora più forte e dolorosa. Essa ha pochi riscontri nella storia dell'umanità e può essere forse comparata verosimilmente, ma parzialmente, allo shock sofferto nella Prima Guerra Mondiale, in cui gli esiti si confusero e sovrapposero con la prima pandemia influenzale della spagnola. Di testimonianze e analisi di questo tipo oggi noi se ne abbia un bisogno reale, autentico. Uno degli aspetti più disorientanti di quanto abbiamo vissuto e stiamo vivendo sono state le tante e troppe parole di medici o ricercatori sopraffatti dalla notorietà e sovrapposizione mediatica, parole gridate. Adesso arrivano direttamente dal lockdown 10 parole che ci introducono nella realtà creata dal Covid-19, anzi dalla SARS-CoV-2, realtà con la quale abbiamo dovuto fare i conti. Ho parlato fin troppo, mi taccio, lascio la parola ai veri protagonisti di questa giornata e inizierei con Gabriele Gaspari. Prego. Grazie Presidente, grazie al Consiglio del Veneto. La volontà di essere qui oggi e presentare per la prima volta in assoluto questo nostro lavoro è perché è un lavoro che parla del nostro territorio, parla dei nostri ospedali, parla dell'Italia, parla del Veneto, parla di un momento in cui non avevamo neanche corpi contro il Covid. Ci siamo trovati con questa malattia che ci è arrivata, annunciata, certo, ma forse pensavamo questa volta di farcela come le altre volte a non essere colpiti, ma invece non è successo. E qui anche a Venezia è stata la sede dove per prima questa malattia è comparsa nel mondo occidentale. Non è cosa, perché non era un'epidemia come all'inizio sembrava, ma una pandemia, una cosa che succede molto raramente perché invece ben 100 anni. Non una cosa nuova per la storia, ma una cosa nuova per noi. E gli anticorpi non li avevano, però il Veneto, gli operatori sanitari, chi ha lavorato, anche il politico intendo, nell'organizzare la macchina del soccorso, aveva gli anticorpi contro l'epidemia. E quindi siamo riusciti a cavarcene. Abbiamo avuto dei danni evidenti, fisici, ma anche danni morali.
e di questo parla il libro. In realtà quando abbiamo iniziato a raccogliere un po' le testimonianze che arrivavano dal mondo, che arrivavano dal web, che arrivavano dai libri, dai testi scientifici, degli articoli, pensavamo di creare qualcosa da poter presentare scientificamente alla Venezia di Salute, che noi organizziamo ormai da 10 anni. Era il decennale del 2020 di Venezia di Salute, volevamo fare una cosa in grande. Nel 2019 avevamo avuto 65 tra istituzioni, volontari, USL, e volevamo far di meglio. Beh, non avevamo fatto quasi niente. È cambiato tutto e ci è caduto addosso. Ci siamo trovati soli noi e soli i pazienti. E la gente era chiusa in casa e la natura usciva. Questo è un libro ecologico perché non parla solo della sanità, parla un po' della nostra specie, parla un po' dell'ecologia, parla un po' di quanto noi dovremmo imparare a fare, perché da questi eventi noi abbiamo solo la possibilità di imparare qualcosa di nuovo. Abbiamo la possibilità di controllarci, di capire quello che è successo e di fra noi in qualche modo capirci meglio per essere migliori. Questo non è facile ed è sempre stato difficile, però la storia ci insegna, e anche oggi, dove le cose paiono ancora certamente finite, abbiamo tanti spunti su questo da poter riflettere e parlare. Il libro è nato un po' così, insomma, non è che volevamo fare il libro. Noi volevamo raccogliere le testimonianze, e abbiamo pensato, caspita, se avessimo un testo, un qualcosa che ci racconta di quello che è capitato in passato, abbiamo cercato la letteratura, abbiamo studiato e abbiamo visto che qualcosa di simile era già successo. Non avevamo molte testimonianze. Erano testimonianze crude, scientifiche, ma per lo più ricavate da documenti della guerra, non originali di quell'epoca, non raccontate in prima persona dalle persone che avevano vissuto 100 anni fa la Spagnola. E allora ci è venuto in mente di raccogliere quello che succedeva. Ma questo non bastava, perché un resoconto giornalistico era interessante, ma non bastava, perché i pazienti soffrivano, i nostri colleghi soffrivano. E allora ci siamo trovati, ci siamo raccolti, abbiamo utilizzato la tecnologia, tornandoci online, per molte novità, come in guerra, che si fa dei salti tecnologici, anche qui che è una guerra, lo abbiamo fatto, e parlando tra noi abbiamo scoperto tante cose che abbiamo cercato di riproporre in questo libro. Un libro che ha di fatto 3 parti. Una parte scritta da me, che vivevo nell'ospedale, uscivo ogni giorno, privilegiato nel poter uscire, privilegiato nel poter curare le persone. Una parte scritta con un testo diverso da Marco, che adesso parlerà di me. E infine la terza parte, una storia circolare che parla di un medico e di tutti i medici. Intanto io sono onorato di essere qui, ringrazio Gabriele per la tenacia con la quale ha voluto scrivere e poi mettere su carta le parole. Devo ringraziare il nostro presidente e vicepresidente nazionale Giovanni Leoni e Maurizio Scassora, vicepresidente dell'ordine, col quale abbiamo cominciato l'anno scorso a pensare all'attività di pesco. Voi troverete nel libro ampi riferimenti a questa attività. Durante il lockdown i medici si sono interrogati, si sono scoperti da soli e hanno fatto qualche riflessione sulla propria sofferenza. Allora noi abbiamo pensato di istituire queste 10 giornate con 10 titoli, 10 parole, attraverso il nuovo strumento che era quello del web, e per 10 mercoledì con 3 gruppi contemporaneamente. Sono stato coadiuvato anche da 2 cari amici psichiatri, il dottor Simone e il dottor Castelli. Abbiamo lavorato con i medici intorno a queste parole, alcune distanza, dolore e via, che troverete nel libro, che hanno fatto poi da capitolo al libro, che è diventato il romanzo di questa storia. Questi 10 mercoledì hanno consentito ai medici di fare delle profonde riflessioni e Gabriele ha attinto l'ispirazione di costruire invece un romanzo. Il romanzo, come è stato anticipato, è
un insieme di più parti, ma fondamentalmente questa energia è sostenuta sempre dal confronto, dalla dicotomia, dal conflitto, dall'intreccio di Eros e Thanatos, dall'amore e morte, tra la vita e la morte, tra il bene e il male. Spesso si incontrano nel libro un sacco di flashback, delle proiezioni verso il futuro, degli aspetti onirici. È una specie di collage che è la vita di un medico che è anche uomo e che a volte come dire, si confonde dell'identità tra essere o medico o uomo. Il nostro intento è stato proprio questo, quello di cercare di mettere un inizio, un incipit perché il medico riesca a unire la sua parte dentro e la sua parte fuori. Il libro è stato un'impresa perché noi non siamo degli scrittori e neanche filosofi, però aiutati anche dalle ispirazioni del professor Tarca, col quale l'Ordine dei Medici collabora da anni, perché all'Ordine dei Medici Venezia da anni costruiamo i percorsi filosofici per i propri scritti, e ci siamo ispirati tantissimo a delle riflessioni più esistenziali che scientifiche. Questo è in sintesi il mio pensiero. Li ringrazio anche per queste ultime cose che hanno detto circa il ruolo che può aver avuto. In realtà il merito è tutto loro, è una cosa nata da loro per le loro esigenze e bene. Io mi limito a dire questo. Appunto si è detto sono filosofo, il libro è pubblicato nella mia collana di filosofia, ho fatto una postfazione. Non è un libro propriamente di filosofia, ce lo siamo detti, però questo non vuole affatto dire che sia irrilevante per la filosofia, anzi, non solo perché ci sono molte di osservazioni, di riflessioni che sono di sé oggettivamente filosofiche, e quindi complimento non solo con questi due medici ma con i medici in generale che dimostrano una grande sensibilità nei confronti della cultura. Mi fa piacere se, come è stato detto, le esperienze che abbiamo avuto in questi lunghi direi anni con la filosofia possono aver avuto un qualche influsso positivo sulla nascita di quest'opera, che ripeto è merito esclusivo loro. Allora dico solo questa cosa per attenermi nei tempi di chi mi ha preceduto. Mi è piaciuto lo slogan che è stato utilizzato per presentare questo libro: rinascita, non ripartenza. Ecco, è stata un'esperienza traumatica da tutti i punti di vista, che per così dire non può essere interpretata semplicemente nel senso di dire ok, abbiamo bucato una ruota, ci siamo fermati un attimo, adesso ripartiamo come se nulla fosse, andiamo avanti. No, è una rinascita. Perché questo spunto è di per sé potentemente filosofico? Perché la filosofia riguarda per principio il rinnovamento, la risistemazione del sistema complessivo. Allora quello che i medici ci stanno dicendo con la loro esperienza professionale e con la loro esperienza esistenziale, che qui si tratta di rinnovare, ripensare alla radice il sistema. E allora io dico, se vi ricordate, è proprio il punto al quale eravamo arrivati prima della pandemia con le nostre riflessioni. Riprendo uno slogan che io avevo riformulato in questo modo e che diceva, forse voi vi ricordate, i problemi dei medici non sono problemi medici, cioè, i problemi grossi che già allora, prima del Covid, avevano i medici, non sono in sé essenzialmente problemi medici. Con il Covid, che è evidentemente anche un problema medico, la situazione è particolarmente esplosa, però già questo era abbastanza chiaro. Ecco, dopo il Covid, insomma, dopo il Covid ci troviamo nella situazione di dover ripensare ancora più radicalmente questa questione. Ma se ad essere messo in questione è il sistema nella sua totalità, accade che non è possibile che questo rinnovamento avvenga da parte di un soggetto esterno.
può avvenire solo se tutte le determinazioni che compongono il sistema all'intero si pongono il problema di quale deve essere il disegno, l'immagine complessiva di questo rinnovamento radicale che deve uscire. Allora, io nella mia postfazione in qualche modo dicevo una cosa del genere, benissimo, ed è anche filosoficamente fondamentale che i medici presentino non solo la loro esperienza, ma anche la professionale, ma anche quella esistenziale. È però necessario ormai che anche i medici, insieme naturalmente a molti altri, ci aiutino a ridisegnare il sistema complessivo che ormai rischia di essere a questo punto un'incognita piuttosto che un dato certo, come pareva essere prima. Dico pareva perché forse appunto le riflessioni che abbiamo fatto in precedenza ci avevano già spinto a capire che anche senza l'irruzione di questo evento eccezionale già prima il problema c'era. Adesso certo diventa urgente e drammatico. Quindi complimenti anche per la scrittura. Io dicevo scherzando, andiamo a una cerimonia per il premio Nobel, no scherzo, però io credo che sia un libro anche scritto bene, ma questo essere ben scritto aiuta a porre in maniera più chiara i problemi che abbiamo davanti. Grazie a voi. Grazie al professor Tac e veramente gli ultimi 16 mesi ci hanno segnato, diciamo, nel nostro vivere quotidiano, ci ha segnato anche l'esistenza, visto che è un periodo così lungo, ed è importante che ci siano appunto testimonianze, pubblicazioni, libri come questo che entrano magari in situazioni che qualcuno non ha vissuto direttamente o che ha appunto magari visto con la TV come tramite o i giornali come divulgatori di notizie, ma chi effettivamente era in prima linea e ha fatto il lavoro, chiamiamolo, importante in trincea rispetto magari ad altri colleghi vostri in altro ambito che si sono fatti veramente trascinare dalla notorietà televisiva e lanciando messaggi spesso purtroppo divergenti e anche variabili nel tempo. Secondo me è giusto prestare l'attenzione, dedicare un po' del nostro tempo e leggere veramente quello che chi è stato in prima linea ha vissuto, perché fa parte della nostra storia e approfondire, ripeto, gli ultimi 16 mesi penso sia importante per tutti. C'è qualche domanda eventualmente dal pubblico, dalla stampa? Angela Federico Gazzettino? Grazie, solo mi incuriosiva la genesi del libro, quei 10 mercoledì, chi hanno visto protagonisti, le figure che si riunivano, che tipo di lavoro è stato fatto? Era una sorta di autoanalisi? No, allora, non erano dei gruppi di psicoterapia ovviamente, né di autoaiuto. Abbiamo ideato queste, nell'impossibilità di incontrarsi, allora abbiamo istituito 3 stanze virtuali e con ogni conduttore esperto ci sono stati dai 15 ai 20 ai 30 iscritti per serata e si discuteva intorno alla parola di quella serata, che poi è diventata anche il capitolo del libro e ha dato l'ispirazione, e i medici non era un flusso di coscienza, ma era un parlare e confrontarsi con i colleghi rispetto a tutta la situazione emotiva che c'era prima e c'era durante il momento della pandemia, perché noi abbiamo cominciato che eravamo ancora in lockdown questa attività. Quindi come ha detto il Presidente, medici ce n'erano tanti, perché avevamo il pediatra, il medico di famiglia, l'ospedaliero, il medico del distretto, e tutti avevano un vissuto differente rispetto a questa ondata di piena imprevedibile e verso la quale ci si sentiva impotenti. Allora noi abbiamo organizzato questi mercoledì intorno a queste parole, per dare un significato alle parole. E perché la parola? Perché noi pensiamo, io in particolare,
che in questo frangente della nostra storia dell'umanità ci sia un'overdose di immagini. Oggi tutto è immagine, la comunicazione è immagine, l'immagine diventa la sineddoche di qualsiasi significato. E invece noi abbiamo cercato di riscoprire intanto le radici della vocazione del medico, le radici della cultura del medico e attraverso questo la cultura sulle parole. Ma banalmente partivamo anche dall'esegesi, dall'etimologia, la costruzione, qualcosa che ognuno ci metteva dentro quella parola, perché poi la parola diventa relazione e la relazione è il primo mattone dell'incontro con il paziente. Quindi la parola, la relazione di cura. Questo è stato il nostro obiettivo. Le 10 parole hanno una cromaticità, le ha costruite sapientemente, le ha susseguite perché volevano portare a cercare di evolvere quello che era il pensiero negativo, perché il pensiero non era positivo, la cosa era molto negativa. Io parlo di marzo, noi eravamo assaltati in ospedale, la gente veniva solo per il Covid, tutte le altre malattie erano scomparse. E quei medici che, non solo i medici, perché noi parliamo di medici perché siamo medici, ma in realtà è una cosa che è molto più ampia, riguarda gli operatori sanitari, tecnici di infermieri, ma riguarda la direzione sanitaria, riguarda chi gestiva a livello regionale le cose, il governo, scelte non da poco. Cioè, pare impossibile che si bloccasse l'Italia, perché si è bloccato perché non era ancora una pandemia, adesso è una pandemia, più di 4, da di là. Cioè, adesso deve esserci, secondo noi, un ripensamento molto più globale della cosa. Dobbiamo crescere e migliorarci. Questa è la sfida che ci è data. E queste parole, in un certo senso, hanno cercato di far crescere e migliorare ogni persona che era lì con noi. Perché ognuno aveva una parte della verità, ognuno aveva una parte che era data dalla sua esperienza, che era diversa dagli altri. Era diversa, anche dentro l'ospedale le vite erano diverse delle persone. La redazione lavoravano tutto il giorno, fino a mezzanotte, sempre, ci vedevamo ogni giorno. Era veramente una cosa epocale quella che è successa. Io sono felice di quello che è successo, nel senso che certo si poteva fare meglio, si può sempre fare meglio, ma è molto più facile da quanto sto dicendo. C'è chi nel mondo ha fatto Ci sono delle parole sui quali poi è stata costruita la storia, particolarmente significative. La solitudine, per esempio, perché prima si accennava alla differenza. Io sono stato, per esempio, 3 mesi a casa, ho chiuso lo studio, io sono professionista, mentre Gabriele andava in ospedale e io sono stato a casa, come gli odontoiatri, come i professionisti ambulatoriali. E quindi ci sono delle parole che evocano tantissimo quell'esperienza esistenziale, la distanza, che ancora adesso noi sperimentiamo, la solitudine e il dolore, che avrà degli strascici probabilmente per molti anni. E a queste noi abbiamo dato poi una veste dentro una storia che comunque porta dentro in sé il seme della fiducia. I nostri operatori sanitari, e non solo, tutta la macchina del soccorso è stata, come si può dire, una cosa candida, leale, sono stati, come si può dire, presenti sempre, nessuno ha fatto un passo indietro. Prima la gente aveva paura, non sapevamo cosa era, però la gente non ha fatto mai un passo indietro. Adesso la situazione è diversa ancora. Ci avrebbe fermato il libro, però è così, cioè noi dobbiamo adattarci, cambiare, dobbiamo modificare il nostro modo di essere, ma conoscerci anche meglio che noi, perché altrimenti le cose non possono funzionare, perché se solo un elemento cambia non è sufficiente. Ora noi parliamo dal punto di vista medico, è uno dei tanti punti di vista, e non è sufficiente. Io spero che con il professor Carca riusciamo a continuare e lo portiamo anche a altre persone.
di altre realtà, chi ha chiuso il ristorante, il negozio, chi ha avuto il papà rapito, portato in ospedale, mai più visto, incenerito. Questo è quello che è successo. E queste sono cose che colpiscono. Devo dire e rimarcare quanto diceva appunto adesso Gabriele Gasparini, il fatto che il personale medico-sanitario, ci metto anche quello amministrativo, veramente ha dato una prova di abnegazione incredibile. Io parlo della mia regione per le cose che ho visto, sentito, toccato con mano, veramente si è andati ben oltre il dovere, chiamiamolo, del dipendente del sistema sanitario regionale, e in molti casi, anzi in tantissimi casi, questo è servito ad alleviare quelle sofferenze che per molte persone sono state indicibili. Quindi veramente mi auguro che anche appunto l'analisi di queste parole possa ad approfondire in maniera, fare un approfondimento in maniera diversa di quello che ci è capitato ed è avvenuto. Poi devo dire che i medici scrivono parecchio e anche bene. Nell'ultimo mese qui in questo abbiamo presentato dei libri del professor Ronco la scorsa settimana, il professor Ronco che è un nefrologo a livello internazionale conosciuto, e siamo partiti con la prima nazionale del libro di Francesco Zambon, che ha spiegato quello che invece è avvenuto nei primissimi nell'aprile dello scorso anno per quanto riguarda appunto rapporti OMS e quant'altro. Quindi i medici, oltre ad essere stati in prima linea, sono stati anche, secondo me, ispirati da questi momenti per mettere nero su bianco quello che hanno vissuto o quello che vogliono trasmettere appunto ad altre persone. Ripeto, testimonianza importante che aggiunge un tassello a quello che abbiamo vissuto negli ultimi 16 mesi. Prego. No, lei mi introduce una cosa che avremmo detto, che ovviamente i proventi non vanno a noi, non vanno alla fondazione, e proprio per queste parole che lei sta dicendo noi vorremmo istituire una scuola di scrittura, proprio perché siccome confidiamo tantissimo che l'aspetto umano esistenziale della cura passi attraverso la parola, noi vorremmo costruire una cultura della parola e quindi costruire una scuola di scrittura per i medici che oggi un po' la tecnica fa lavorare solo sulle immagini. Alla fondazione? La fondazione Ars Medica. La fondazione Ars Medica, che è un po' il braccio culturale dell'ordine del civile. Molto, molto bene. Professor Prato, qualcosa da aggiungere? No, vi ringrazio, cioè avrei una quantità enorme di cose da aggiungere, ma penso che l'essenziale siano queste cose che sono state dette, con questa indicazione che da un certo punto di vista il discorso è appena all'inizio, che non toglie merito, anzi il merito è quello di aver avviato una riflessione che apre anche una strada in un certo senso. Poi vediamo cosa. Noi ti dobbiamo molto. Grazie. Molto bene, se non c'è altro, Sì. chiudiamo qui la presentazione del volume e abbiamo come Abbiamo un piccolo presente. ricordo di questa presenza a Palazzo Ferrofini un libro che abbiamo, diciamo, così, aiutato. E presentato qui. Le Terme di Venezia, che ha diciamo, dà uno spaccato particolare anche dal punto di vista sanitario di quello che veniva fatto a Venezia nei secoli scorsi. La professoressa Elena Banzan Marchini sta da sempre facendo studi e ricerche sulla sanità a Venezia, nella Repubblica Veneta, appunto nei secoli scorsi, e molte cose sono veramente particolari e interessanti. Grazie ancora, comprate il libro e sicuramente, ripeto, è un tassello in più che mettiamo nella conoscenza di quello che abbiamo passato agli studi. Grazie.